Buon pomeriggio amici di Directa Sport, un saluto dallo stadio comunale di Muros, dove stiamo per raccontarvi la prima storica partita del Monte Muros davanti ai propri tifosi. La squadra di casa sfida il Nughedu nella seconda giornata di andata del campionato di terza categoria. Girone E. Chiama lo schema il numero 22 biancoceleste. Lo spiovente in mezzo, bella palla, c'è subito l'inserimento proprio di Santoru, ma è bravo il portiere a controllare e far sua la sfera. Spiovente di Kerchi che vuole cambiare tutto e aprire verso il lato destro del campo. Altra sfida fra Onali e Corredu. Questa volta il Nughedu esce vincitore da questa piccola sfida. Palla allargata per Kazu che si spinge offensivamente, palla che riesce ad arrivare al centro dell'area ma libera con un intervento duro non sanzionato da parte dell'arbitro, e poi un tiro veramente invitante da parte della formazione ospite a Onali. Voli se ne va e lancia per Scotto, uno contro Piredda. Scotto va via e c'è il fallo fischiato all'attaccante in maglia rossa. In zona mediana del campo agisce da perno davanti alla difesa e quindi la palla passa con l'attaccante del Monte Muros solo davanti al portiere. Si fa neutralizzare però la conclusione con il fischio del direttore di gara Zappino, e quindi Merella prova la conclusione diretta in porta. La palla che viene ribattuta dal portiere o dal palo. Il mister proprio in questo caso Piredda che scambia con il suo terzino destro. Bel fraseggio dei giocatori di casa che sfondano sulla fascia di destra con Mannu che si accentra. Ancora Mannu indisturbato, sale l'inserimento per il suo numero 20 che va a realizzare, questa volta non sbaglia, proprio il numero 20 Santoru si ritrova defilato sul lato destro e buca le mani di Mulas e quindi regala la prima storica gioia ai tifosi di Muros. Monte Muros in vantaggio al minuto 35, rete siglata dal suo numero 20 Santoru. Subito punizione battuta verso Boe che ha provato col mancino. Piredda per i padroni di casa De Renzi, vedremo se va in porta o crosserà. Va diretto in porta, la palla che si abbassa all'ultimo e c'era comunque sulla traiettoria Mulas. Spiovente che ancora una volta fa buona guardia a Marongiu con la sua stazza giganteggia, e poi c'è il tiro, ha provato a piazzare il numero 6 Mazzoni. Corner battuto sul secondo palo, sponda e poi c'è la rete proprio del numero 7 Corredu. Cross lungo che ha superato tutto lo specchio della porta, è arrivato sul secondo palo, c'è stata una sponda. Quindi è tutto pronto per il cross, lo spiovente, la palla che rimane lì e viene spazzata proprio sulla linea di porta, occasionissima. De Renzi che batte con il suo mancino, palla che arriva sotto porta con illusione ottica del gol. Probabilmente l'ultimo calcio piazzato della partita. Cross dentro sul secondo palo, si prova lo spiovente di testa, arriva la rete proprio in chiusura di partita del numero 4 Gargano che sul secondo palo si è fatto trovare pronto e ha trovato la rete con la sua incornata che gela lo stadio in questo giorno di festa. Tira direttamente in porta, la palla che si abbassa ma non impensierisce il portiere. 97esimo inoltrato, vedremo se ci sarà ancora speranza, invece no, l'arbitro sancisce la fine della partita in questo istante con il Nughedu che espugna il campo del Monte Muros per 2-1.